Per me si va nella città dolente. È il primo verso del canto terzo dell'Inferno di Dante Alighieri. Siamo alla porta dell'Inferno, dove scorre il fiume infernale Acheronte, che le anime dannate si preparano a oltrepassare per raggiungere l'Inferno. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Par qua se va nel logo dei Danai, par qua se va a patire eternamente, par qua in mezzo se va dei disperai. La giustizia di Dio è il me movente, ma fatto il santo amor del divino Fio, l'alto saver è il pare onnipotente. Cosse prima di me non ha creà Dio, via dell'utente, e mi in eterno duro, vu che in tre la speranza la sendrio. Queste parole di colore oscuro di Dio scritte al sommo d'una porta, perch'io, maestro, il senso lor m'è duro. Ste parole che ho visto scritte in scuro, solo una porta, e il maestro mio tremar. Dico, me fa quel scritto, ve lo giuro. Ed egli a me, come persona accorta, qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni veltà convien che qui sia morta. Bisogna adesso ogni timor scassar, in tono d'uomo scaltrio, e ogni viltà bisogna, dise lui, qua abbandonar. Noi siamo venuti al loco vito detto, che tu vedrai le genti dolorose ch'hanno perduto il ben dell'intelletto. Semo al logo che taso menzionà, dove ti vedrà la grama gente, che il ben de veder Dio mai non l'agà. E parman lu tenendome ridente, ni loghi sconti all'uomo entrar ne fava, bandio il timorgo allor dalla mente. E poi che la sua mano alla mia puose con lieto volto, ond'io mi confortai, mi mise dentro alle secrete cose. In questo canto Dante incontra Francesco d'Accorso, un fiorentino che insegnò diritto civile all'Università di Oxford e che gli indica la presenza di un altro fiorentino, il vescovo Andrea dei Mozzi, che per punizione fu trasferito dal Papa a causa della sua scandalosa condotta da Firenze alla città del Bacchiglione, Vicenza. Priscian sen van con quella turba grama, e Francesco d'Accorso anche, e vedervi, s'avesse avuto di tal tigna brama, colui potei che dal servo de servi fu trasmutato d'Arno in Bacchiglione, dove lasciò i mal protesi nervi. Dante procede da solo sull'orlo del cerchio fino agli usurai, che piangono per il dolore, e vede che ognuno di loro porta al collo una borsa con sopra lo stemma della loro famiglia. Ne riconosce uno in particolare, Reginaldo degli Scrovegni, la cui borsa ha una scrofa azzurra in campo bianco. Reginaldo degli Scrovegni era un nobile che visse a Padova, noto per essere stato un malvagio usuraio, e il cui figlio Enrico fece realizzare la cappella degli Scrovegni, appunto, dipinta da Giotto a suffragio del padre. E un che d'una scrofa azzurra e grossa
segnato avea lo suo sacchetto bianco, mi disse: «Che fai tu in questa fossa? Or te ne va, e perché se vivo anco, sappi che il mio vicin Vitaliano sederà qui dal mio sinistro fianco. Con questi fiorentin son padoano. Spesse fiate m'intronan gli orecchi, gridando: vegna il cavalier sovrano, che recherà la tasca con 3 becchi. Qui distorse la bocca e di fuor trasse la lingua, come bue che il naso lecchi. Dante e Virgilio camminano lungo la sponda del Flegetonte, il fiume di sangue bollente che sommerge i violenti. Il centauro Nesso mostra a Dante le teste che emergono sopra le onde di sangue di 2 tiranni veneti, Ezzelino III da Romano e Obizio II d'Este, immersi l'uno accanto all'altro. Ezzelino III da Romano è stato un condottiero e politico e sostenitore dell'imperatore Federico II. Fu signore delle città di Padova, Vicenza e Verona. Chiamato il Terribile perché capace di crudeltà e atti violenti. Obizio II d'Este, invece, fu signore di Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Dante qui dà per vera la teoria che sia stato ucciso dal figlio illegittimo, Azzo VIII. E quella fronte ch'al pel così nero è Azzolino, e quell'altro che è biondo è Opizio da Esti, il qual per vero fu spento dal figliastro su nel mondo. Dante in questo canto cita gli argini tipici delle città fiamminghe e fa riferimento ai padovani che costruirono argini simili per proteggere le loro ville e castelli dalle piene del Brenta. Quali fiamminghi tra guizzante e brucia, temendo il fiotto che in ver lor s'avventa, fanno lo schermo perché il mar si fuggia, e quali padoan lungo la Brenta, per difender lor ville e lor castelli, anziché Carentana il caldo senta, a tale immagine eran fatti quelli, tutto che né si alti né si grossi, qual che si fosse lo maestro Felli.